Papà, sono contente, mai aver chiamato un capontreno, però non ti pare che siamo troppo stritte? E poi perché su tutte le sere chiancioliano? Perché non parlano? Perché si abbracciano? Forse dello cielo si scantano. Papà, quanto cristiano in addo filo spenato, quanta neve, quanto fumo nivoro, quanto cristiane nure. Ma perché non si vestono? Perché seccano in terra? E che nel colore rosso nella neve? Papà, tali a chi giocano a sparare, le tedesche sparano e le prese seccano in terra, pem pem pem. Ma perché non si usano? Papà, io voglio con la voce picciridde, le soldate ne fanno capire che andiamo a lavare. Però non vio le robe per cangiarene. Lo padre di un picciriddo chiancia e si dispera. Dice a voce bassa che non è acqua chiddo che ne aspetta. Ma io non mi scanto di lavarmi. Dammi una vasata e non stare in pensieri per mia, anche se ho 7 anni. Io sono coraggioso e grande e mi saccio lavare solo, come tia. Papà, perché pure tu chianci? Perché mi abbracci? Lassami, perché mi abbracci e non mi vuoi lasciare? Lo tedesco stai facendo arrabbiare. Mi lavo, mi vesto e poi ritorno. E poi finisce la di tremare. Ciao papà. Bellissimo, bellissimo. Complimenti a Francesco Billeci per premiare il primo classificato della categoria adulti. Chiamo il sindaco del comune di Milena, il dottor Giuseppe Vitellaro. Complimenti per la poesia Finiscila di tremare di Francesco Billeci di Borgetto, provincia di Palermo, primo classificato. E un applauso va anche, lo stesso applauso vale anche per la giuria, i giurati che hanno pazientemente letto tutti i componimenti che sono pervenuti, più di 500 componimenti quest'anno.